Eccoci di nuovo in diretta, 17:31, quindi riparte la nostra edizione straordinaria, la seconda parte. Vi condurremo fino alle 18:30 il nostro telegiornale del Veneto con tutte le notizie di oggi in primo piano, e c'è anche molta cronaca al di là dell'emergenza coronavirus. L'abbiamo ricordato questa mattina, abbiamo raccontato questa mattina della tragedia di Paese con l'incendio che ha visto morire tra le fiamme due donne. C'è anche un uomo intossicato e poi il maltempo che ha colpito la zona di Follina e non solo, anche la zona del Grappa con frane e allagamenti. E adesso, prima di collegarci subito con il nostro ospite per parlare un po' della questione coronavirus ma anche delle novità di oggi, vi mostro una foto dei Vigili del Fuoco che racconta di un incidente, lo possiamo vedere, che è avvenuto intorno alle 15:30 in autostrada A4 tra i caselli di San Stino di Livenza e Portogruaro. Il tratto adesso è chiuso in questo momento, quindi fate attenzione se siete in viaggio, insomma se state per mettervi in viaggio, perché il tratto per ora è chiuso. Un tamponamento tra tre mezzi pesanti, c'è un ferito. I pompieri sono arrivati da Portogruaro e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso anche uno degli autisti rimasto bloccato in cabina. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUOM ed è ritrasportato in ospedale. Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato per poi essere canalizzato su una corsia. Questa è la situazione del pomeriggio nella A4 tra San Stino e Portogruaro, quindi attenzione appunto se siete in viaggio. Tanta cronaca oggi, ma poi la notizia insomma del giorno tra le tante è anche quella dell'annuncio del Quirinale, insomma la conferma di quanto si trapelava in queste ore ma che è arrivata ufficialmente, cioè che il capo dello Stato, il presidente Sergio Mattarella, sarà a Vo, paese simbolo della lotta al coronavirus in Veneto per l'inizio dell'anno scolastico. Quindi c'è stata insomma la soddisfazione da parte dei vertici regionali per questa presenza che testimonia insomma la presenza del capo dello Stato. Per Zaia è anche un ringraziamento, una forma di ringraziamento anche alla sanità veneta, insomma alla Vo, che è diventato un caso anche sanitario importante. C'è però anche il fatto legato a questo, in qualche modo la polemica sull'anno scolastico. Dice Zaia, ne commenteremo insieme anche con il nostro ospite adesso, non abbiamo un calendario scolastico perché non c'è una data delle elezioni, e quindi c'è di nuovo la polemica sulle elezioni. Di questo e di altro parliamo con il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti. Allora, la prima cosa importante, insomma, un segno decisamente importante, quello della presenza del capo dello Stato a Vo nei prossimi mesi. Beh, è una bellissima notizia. Il Presidente sta dimostrando davvero di essere il capo dello Stato, il Presidente di tutti, e quindi sta utilizzando giustamente anche i momenti di massima celebrazione dell'importanza della vita comune della nostra Repubblica, andando nei luoghi dove le persone hanno sofferto di più, hanno avuto più paura, hanno avuto più timore. L'ha fatto nel Lodigiano, abbiamo visto nei giorni scorsi, nella festa insomma forse più importante per la nostra Repubblica, e lo fa significativamente anche a Vo nel momento dell'apertura dell'anno scolastico. È importante anche ricordare il perché fa questo gesto, perché è evidente che tra tutti coloro che hanno sofferto moltissimo durante questi duri mesi di lockdown, ci sono sicuramente i ragazzi, gli studenti, che hanno sacrificato il loro tempo, la loro scuola, pur oggettivamente rischiando molto meno le conseguenze di un eventuale contagio rispetto ai più adulti e soprattutto ai più anziani, ma hanno sviluppato una responsabilità sociale generazionale, diciamo al contrario, perché di solito dovrebbero essere i più anziani, i più adulti a sacrificarsi per i giovani. L'hanno fatto peraltro con grandissima dignità, con grandissima compostezza, dimostrando anche una resistenza forse imprevista per alcuni, non certo per altri, e quindi è del tutto giusto che il Presidente della Repubblica vada ad inaugurare l'anno scolastico in uno dei luoghi simbolo della lotta al coronavirus.
Senta, avverrà, però non si sa ancora quando, dice polemicamente Zaia, perché non abbiamo ancora un calendario del scolastico regionale finché non avremo la data certa delle elezioni. È tornato a parlare di questo oggi e insomma da qui partiamo anche per tornare a parlare di questa tira e molla insomma sulle elezioni. Ieri abbiamo sentito della lettera della conferenza dei sindaci, scusate, dei governatori, insomma, tra quali anche Bonaccini, una presa di posizione forte sulla la possibilità, la necessità di aprire la finestra dal 6 settembre, quindi in aperto contrasto con quanto invece poi peraltro votato alla Camera. Che succede? Quando finirà questo tira e molla secondo lei? Ma guardi, alla Camera tutte le forze politiche, Lega inclusa, hanno votato o hanno comunque supportato l'emendamento proposto da Forza Italia di non poter svolgere le elezioni prima del 20 settembre. E quindi c'è stato di fatto nella commissione alla Camera, proprio l'altro ieri, un voto unanime trasversale, a parte forse qualche singola piccola forza politica, però diciamo che anche la destra di Salvini non ha assolutamente sposato la linea di Zaia. Ma io devo dire che al di là delle appartenenze, che quando si parlano di date delle elezioni non devono avere alcun valore, che ritengo assolutamente insensata l'insistenza di Zaia. Io capisco che ha bisogno, dovendo fare una conferenza stampa al giorno, forse ha bisogno ogni giorno da 3 mesi, anzi quasi 4, ha bisogno di avere nuove notizie, perché poi alla fine, grazie a Dio, se il virus davvero va via via scemando e poi l'informazione da dare ai cittadini non ci sono più, e oggettivamente non ci sono più da tempo per poter fare una conferenza stampa al giorno. Ma ritrovo un po', insomma, grottesca una polemica per poi portare al voto i cittadini quando il 6 di settembre, il che vuol dire fare una campagna elettorale quando a Ferragosto stiamo parlando di questa cosa. Ma è una cosa, secondo lei, secondo gli ascoltatori, sensata fare una campagna elettorale a Ferragosto per votare il 6 settembre? Cioè, è una cosa che non si è mai vista, io credo, nella storia della Repubblica. Ma una persona dotata di un minimo di senno non dovrebbe nemmeno proporla, o se la propone e vede che non va in porto, dovrebbe insomma fare un passo indietro e capire che forse settembre va usato per la campagna elettorale, e capire peraltro che il grande consenso, che non solo lui devo dire, ma anche tutti i governatori delle regioni a livello nazionale hanno avuto durante la gestione del coronavirus, non può andare a detrimento della democrazia, perché le elezioni sono una cosa seria. Io capisco che c'è l'ansia di prestazione, di volere, come dire, capitalizzare immediatamente un consenso elettorale cresciuto con una sola esposizione mediatica mai vista, ma la democrazia vuole che anche gli altri candidati si possano fare conoscere. La democrazia vuole che i cittadini possano conoscere i candidati a altri presidenti e anche i consiglieri regionali che si vogliono candidare, e la democrazia vuole soprattutto che ci sia efficienza. Ma che senso avrebbe votare per le regionali una data e magari dopo 2 settimane votare per le comunali? Si è bloccato un attimo il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Ecco qua. Abbiamo perso gli ultimi 10 secondi. Sì, dicevo, la questione dei costi: le elezioni regionali costano 15 milioni di euro e vogliamo buttarle via per votare alle elezioni regionali 15 giorni prima delle elezioni comunali? È una cosa veramente, io sono sorpreso di questa continua polemica di Zaia, che mi sembra davvero totalmente strumentale per fare qualcosa contro il governo, quando invece il governo su questo punto ha totalmente ragione. Ma devo dire, come dicevo all'inizio, non solo il governo, ma lo stesso Salvini ha detto che non si vota e non si deve votare prima del 20 settembre. Quindi se Zaia è arrabbiato, che si scagli contro il suo capo politico. Ecco, uno dei punti di chi dice è assurdo votare a settembre, quindi la visione opposta, peraltro non è solo di Zaia questa visione, in questo punto è la questione delle scuole. Si pone il problema che si rischia di far ripartire la scuola e poi richiudere di nuovo, perché le scuole, come sappiamo, sono i luoghi deputati poi per ospitare i seggi. Da questo punto di vista, come la vede? Ma guardi che comunque è stato deciso che il voto per le comunali avverrà dopo il 6 di settembre, quindi le scuole che saranno sede di seggio verranno comunque chiuse, quindi è davvero una strumentalità totale.
dopodiché le scuole si chiuderanno per i 2 o 3 giorni, come sempre avviene da decenni nella storia della nostra Repubblica, si farà una sanificazione che non vuol dire niente di eclatante, di fare quello che bisogna fare in questi casi, e dopodiché si riapriranno. La vedo esattamente così, nel modo più normale e naturale delle cose. Senta, venerdì gli stati generali dovevano a quanto pare durare qualche giorno, ma forse dureranno a quanto pare 10 giorni. È come dire, una tappa importante per fare il punto della situazione dell'economia post-emergenza. Speriamo che sia post-emergenza, insomma, a livello sanitario sembra di sì. Cosa si aspetta da questi stati generali? Ma intanto lei ha detto una cosa già importante in se stessa, cioè siamo nella fase della post-emergenza, vuol dire che dalla fase di emergenza sanitaria ne stiamo uscendo, e questo va dato merito oggettivamente alle politiche che sono state messe in campo. Proprio oggi, non so se l'ha letto, la dichiarazione insomma, di un importante ministro del governo austriaco, che non è che abbia lesinato polemiche nei confronti del nostro paese in queste settimane, in cui ha detto che oggettivamente l'Italia ha fatto dal punto di vista della gestione del coronavirus, dell'emergenza sanitaria, un capolavoro, e sperava di poter riaprire anche i contatti oggi chiusi anche con la Lombardia nelle prossime 2 o 3 settimane. Quindi questo è già un passaggio fondamentale che non era per nulla scontato, perché mentre noi possiamo permetterci di dire che siamo nella post-emergenza, paesi come gli Stati Uniti o il Brasile di Bolsonaro sono, soprattutto il secondo, per molti versi fuori controllo, con migliaia di morti, con decine di migliaia di contagi che stanno crescendo, con una situazione davvero da panico. Quindi già questo è importante dirlo, perché è facile dire siamo in fase di post-emergenza nel momento in cui l'Italia era il paese più dentro l'emergenza a livello di tutti i paesi dell'Occidente, e quindi dobbiamo essere, come dire, consapevoli e anche felici di questo lavoro fatto, che è un lavoro peraltro di tutti, del governo, anche di molti enti locali, di alcune regioni, degli italiani soprattutto, delle imprese che hanno sacrificato moltissimo per contenere questo virus. Dopodiché, grazie a Dio, sembra che stiamo uscendo dal tunnel finalmente, e dobbiamo correre al di fuori del tunnel molto e molto velocemente. Io ritengo molto corretto coinvolgere i mondi dell'economia, i mondi delle parti sociali, tutte le persone e le associazioni che hanno qualcosa di importante da dire per contribuire a far ripartire il nostro paese, perché sappiamo che non è facile per niente, perché una perdita del PIL dell'8% in un anno è una cosa che si vede in tempi di guerra, perché una crisi strutturale a livello internazionale così non si vedeva appunto dai tempi della seconda guerra mondiale, e quindi noi dobbiamo essere capaci di coinvolgere in questa ripresa tutte le forze politiche, le forze sociali. Ovviamente aggiungo anche che non è che si va solo ad ascoltare, bisogna avere anche un'idea di crescita o un'idea di innovazione, e quindi confrontarsi su una piattaforma e su una base, diciamo, di programma poi da condividere, da costruire insieme. Tra i punti critici di questi giorni anche il mancato arrivo, la copertura, diciamo, della cassa integrazione. Appunto, è un problema che va risolto questo nel più breve tempo possibile. Sì, ma sicuramente, guardi, nel nostro paese abbiamo tanti problemi, e uno dei più grandi problemi è proprio sono i legacci che bloccano, insomma, uno sviluppo del nostro paese, che sono la burocrazia, che sono corporazioni che soffocano le forze sane, quelle che hanno voglia di darsi da fare e via dicendo. C'è poco da fare, è una battaglia, è una guerra contro logiche di corporazioni che tendono spesso a bloccare i processi di vero cambiamento e di vera crescita. E infatti, dopo aver portato a casa un importantissimo, diciamo, disegno, che poi è diventato, grazie a Dio, una legge dello Stato, che è il Cura Italia, che ha messo nel campo decine di miliardi di euro di soldi veri, e avendo portato a casa il decreto successivo che ne porta 3 volte tanti, è ora il tempo poi di dare una grande scossa al sistema delle burocrazie. Il prossimo decreto che sta arrivando dal governo è proprio sulla semplificazione, contro le burocrazie, contro i lacci, contro le azioni, perché non è assolutamente ammissibile che mentre la politica e le istituzioni scelgono giustamente una grande accelerazione e un investimento pubblico in funzione delle famiglie, delle imprese, dei privati mai visto, questo viene in parte, perché poi molte cose invece sono arrivate per fortuna a terra,
in parte bloccato da cose che non sono assolutamente possibili, da comportamenti che non sono assolutamente accettabili. Dobbiamo fare una battaglia vera tutti insieme, trasversalmente, contro queste corporazioni. Ecco, quindi nel prossimo decreto ci sarà, l'aveva annunciato insomma anche Conte, ecco, il giro di vite sulla burocrazia, questo è importante. Sì, sì, il prossimo decreto sarà esattamente su questo. Noi abbiamo già fatto 3 decreti, no? Il primo con l'Italia, il secondo sulle banche fondamentalmente, il terzo ancora per il rilancio in maniera molto molto potente e il quarto decreto che arriverà a giorni è esattamente questo, una grande operazione di semplificazione del nostro paese. Senta, non c'entra con la coronavirus, c'entra però con l'economia e comunque in ogni caso c'è un'economia che deve accelerare, deve riprendere dopo questa emergenza. Approfitto di lei perché se ci può spiegare l'importanza di un voto oggi alla Commissione Ambiente del Senato che ha dato il via libera al primo provvedimento che introduce nel nostro Paese l'economia circolare in attuazione della legislazione UE in materia. Cosa cambia con intanto questo primo via libera? Ma guardi, è un voto storico perché nel 2018 il Parlamento europeo ha modificato tutto il sistema, diciamo, delle leggi europee, le direttive europee si chiamano, in campo economico, e per trasformare il sistema della produzione da lineare, quindi produzione, consumo e distruzione, quindi con le discariche fondamentalmente, a un'economia circolare in cui c'è la riduzione ovviamente della produzione di rifiuti, il riuso, il riutilizzo, il riciclo. Quindi questo comporta nuovi posti di lavoro, qualità della vita, qualità dell'ambiente, minore spreco, maggiori risorse pubbliche da investire in altri settori, minore inquinamento per noi, per i nostri figli e via dicendo. Con questi 4 atti che sono insomma arrivati al Senato ormai da settimane, ci stiamo lavorando da mesi, stiamo ripensando completamente il sistema normativo italiano in questa direzione. Io sono il relatore di questi 4 atti. Oggi la bella notizia è che il primo di questi 4 è stato votato, ma non solo è stato votato, ma su mia proposta è stato accolto il voto unanime, quindi l'hanno votato non solo le forze di maggioranza di questo governo, ma insomma abbiamo costruito un lavoro tale per cui l'ha votato Fratelli d'Italia, l'ha votato la Lega, l'ha votato Forza Italia e via dicendo, un voto unanime. È un segnale veramente molto importante che oltre a darmi una soddisfazione personale perché come relatore di questo provvedimento, soprattutto fa capire che stiamo facendo tutti dei passi in avanti, perché di fronte a dei temi di questa portata non possiamo dividerci, o meglio, possiamo dividerci sulle soluzioni, sui singoli percorsi, sui singoli strumenti da utilizzare, ma non certamente sull'obiettivo finale, che è quello appunto di un'economia circolare. Peraltro questo voto di questa mattina si unisce a un altro voto molto importante che è avvenuto ieri sulla mozione appunto che mi vede come primo firmatario per l'emergenza ambientale e climatica del nostro paese e per definire i conseguenti passi da fare per bloccare l'emergenza climatica. È una mozione con 22 punti assolutamente, come dire, analitici ed è un programma davvero innovatore per tutto il nostro paese. Anche qui, su 19 punti che abbiamo presentato, su 22 punti, 19 punti sono stati votati da tutti i partiti del Senato, da tutti, anche dall'opposizione. Gli altri 3 sono stati votati dalla maggioranza. È stato un salto di qualità notevole nella consapevolezza generale dell'importanza della strategicità di questi elementi. Senta, lei è vicepresidente della commissione anche ecomafie. Approfitto per, non c'entra in questo caso con ecomafie, però parliamo di criminalità organizzata. Ieri abbiamo raccontato di un'ennesima operazione contro l''ndrangheta radicata a nord-est, in questo caso, e faceva ancora più specie, per una cosca che operava a Bolzano, con diramazioni anche a Padova e a Treviso. La conferma, se ce ne fosse bisogno, che è davvero dappertutto l''ndrangheta e la criminalità organizzata. Certo, perché seguono i flussi del denaro, ma ormai questa è spero, purtroppo non è così, ma spero che sia a livello di conoscenza di tutti che l''ndrangheta non è più solamente in Calabria, che la camorra non si ferma nei territori del Casertano piuttosto che di Napoli, e che la mafia non è solamente a Corleone.
cioè tutte le forze organizzate criminali di questa portata ormai lavorano a livello nazionale e internazionale e sono camaleontiche, si nascondono naturalmente per non farsi vedere, abbassano il più possibile il livello del conflitto, della visibilità, per mettersi magari giacca, cravatta, trasformarsi in operatori economici e finanziari, creare una rete locale di professionisti, imprenditori, piuttosto che di funzionari della pubblica amministrazione o altre varie cose come stiamo vedendo in questi giorni, e quindi sostituirsi in maniera illegale allo Stato. E questa è un'emergenza vera e propria. E guardi, dall'anno scorso a quest'anno sono stati arrestati centinaia di persone, ma anche solo per stare nella nostra regione. Da Verona l'altra settimana lei ha visto più di 20 arresti, ma è in corso anche un processo proprio ad Eraclea in provincia di Venezia, certo, no? Dove per la prima volta si era paventata la possibilità addirittura di commissariare, di sciogliere per infiltrazioni mafiose il comune, cosa che non si è mai vista nella nostra regione. Dobbiamo tenere altissimo il livello dell'attenzione. Peraltro con la crisi del coronavirus, la crisi economica, si offre, come dire, il fianco, tanti imprenditori che potrebbero cadere nella tentazione di avvicinarsi a queste realtà. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi bisogna da una parte davvero che anche tutte le associazioni, come stanno facendo, accompagnino il più possibile questi imprenditori, e poi contemporaneamente bisogna lavorare a livello di prevenzione di forze dell'ordine quando serve, ma poi anche mettere in campo delle soluzioni che affianchino la crescita di questi imprenditori, perché non è assolutamente minimamente pensabile che in questa fase vi sia un'infiltrazione ancora maggiore di quella che è già in essere. Eppure questo è un rischio reale, e lo dicono i servizi segreti, lo dice il Copasir, lo dicono tutti gli analisti, che l'ha detto anche il ministro degli interni. Questo è un pericolo reale e bisogna davvero combattere con tutte le forze che abbiamo perché questo pericolo non si trasformi in realtà. Benissimo, allora grazie al senatore Andrea Ferrazzi che ci ha dato anche questa importante novità del voto in Senato per la svolta dell'economia circolare. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie. Allora, fra poco invece parleremo con un altro ospite, fra qualche minuto, e parleremo invece di scuola, o meglio di università, e parliamo di studenti universitari che a Padova manifesteranno con un presidio venerdì, e scopriremo perché fra poco. Torniamo però a occuparci del coronavirus. Ne ha parlato oggi, ne parleremo poi ampiamente nel corso del nostro telegiornale del Veneto. Oggi era ospite, come sapete, il primario di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova, l'infettivologa dottoressa Anna Maria Cattelan, che tra le varie cose ha parlato anche del caso di cui vi raccontiamo in questo servizio, cioè di una badante che è tornata dalla Moldavia a Padova e ha accusato i sintomi del coronavirus. È tornata a Padova pochi giorni fa e dopo 48 ore ha iniziato ad accusare i sintomi del coronavirus. Ora è ricoverata nel reparto di malattie infettive e i sanitari sono al lavoro per evitare che scoppi un focolaio tra le persone con cui la donna è entrata in contatto. È il caso di una signora moldava che lavora come badante a Padova e che è rientrata dal suo paese con un pulmino, ovviamente insieme ad altre persone, alcune badanti come lei. 2 giorni dopo la febbre sale, lei si presenta al pronto soccorso e il tampone è positivo. Già rintracciato l'autista del pulmino, le autorità sanitarie hanno fatto il tampone anche all'anziana che la donna assiste e ai suoi familiari. Stanno per essere rintracciati anche gli 11 passeggeri del pulmino, mentre è stato avvisato il consolato moldavo. La donna non è in gravi condizioni. Ma se sono state rispettate le precauzioni, mascherina, igiene e distanziamento, è probabile che non ci siano altri contagi. E infatti poi la dottoressa Cattelan ha rassicurato, lo vedremo nel telegiornale del Veneto, non c'è al momento un focolaio, non si può parlare di un nuovo focolaio. Certo, questa notizia ha creato un po' di allarme. Allora restiamo sul dato, sulla questione sanitaria, e allora conferma un po' di quello che abbiamo anche detto. Il bollettino
della Regione del Veneto delle ultime ore parla di 0 casi positivi nuovi. Come vedete nella tabella, 19.194 casi positivi dall'inizio dell'emergenza, 0 i nuovi casi, 955 i casi attualmente positivi, 16.275 le persone negativizzate, 878 quelle in isolamento domiciliare. Poi scendiamo per rendervi conto del dato invece sul ricoveri in ospedale, 300 in area non critica e poi ci sono quei 15 che restano in terapia intensiva, ma come sapete sono ex pazienti Covid, quindi negativizzati, e quindi si conferma la posizione importante di Covid free nelle terapie intensive del Veneto, e sappiamo quanto era emergenziale poco più di un mese fa la situazione invece nelle terapie intensive con appunto i casi positivi di coronavirus, ma non solo, e quindi il rischio di un overbooking che ha fatto tremare davvero la sanità del Veneto, che invece è riuscita a reggere anche con un importante lavoro di squadra che la dottoressa Cattelan poi ha raccontato oggi nel corso della conferenza stampa, che vi racconteremo nel nostro servizio, nel telegiornale del Veneto. Torniamo invece alla questione economica, con un impatto di pandemia che lo sappiamo, l'abbiamo parlato anche con l'assessore e con il senatore Ferrazzi, si farà sentire di più nei prossimi mesi, ma le piccole e medie imprese padovane non vogliono fermare gli investimenti, non si vogliono far spaventare da questa situazione. Lo vediamo in un servizio che ci parla di un risultato di una ricerca effettuata tra 100 aziende del Padovano. Crollo del fatturato, promossa la regione e il presidente Zaia, bocciato il governo. L'indagine di Confapi ha preso in esame un campione di 100 imprese manifatturiere, tutte metalmeccaniche e chimiche, la maggior parte di dimensioni medie e piccole, con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro e meno di 25 addetti. Per l'88% di loro il fatturato calerà rispetto al 2019 e già nel secondo trimestre si registrerà un peggioramento rispetto al primo. Nonostante questo, oltre il 70% non effettuerà licenziamenti. Ora le imprese hanno bisogno di misure che le aiutino a rafforzare il proprio capitale, anche se il peggio deve ancora venire. Abbiamo dato voce agli invisibili, cioè alle aziende piccole, perché le aziende piccole sono invisibili apparentemente, purtroppo, e non solo apparentemente, per tutti. Perché quando si parla di impresa si parla delle grandi aziende legate alle varie organizzazioni a livello nazionale. Il 76% dei piccoli e medi imprenditori denuncia un calo del fatturato già nel primo trimestre. Tuttavia è significativo notare che 70 aziende su 100 confermano di voler fare entro l'anno gli investimenti previsti. C'è una potente solidarietà diffusa nel nostro tessuto produttivo, perché al di là dei licenziamenti che non possono essere fatti comunque per legge, ma c'è stata una grande attenzione al rapporto con i collaboratori, che sono la vera ricchezza delle aziende piccole. Ma più ancora del riacutizzarsi dell'emergenza Covid-19, gli imprenditori avvertono come principale minaccia per il futuro vecchi nemici come la pressione fiscale e la burocrazia asfissiante. E poi c'è questa fase di riaperture, e allora parliamo adesso dei cinema, con la data fissata per il 15 giugno, peraltro ieri sono state fissate almeno dalle regioni le linee guida che dovranno essere poi vidimate dal governo in un DPCM. Vediamo la situazione ancora a Padova dei cinema. Cinema si riapre, ma in ordine sparso, perché ogni sala sta valutando un proprio percorso. Tra i primi a Padova ci sarà sicuramente Porto Astra, che ha 2 sedi che riapriranno il 18 e 25 giugno. Certo, ci sono investimenti in protocolli sanitari da fare, numero di posti da ridurre e soprattutto poca disponibilità di film inediti in questa prima fase. Il debutto di questo titolo era in programma il 31 gennaio. Se fosse uscito il 30 gennaio pigliava subito la mazzata del coronavirus, quindi non veniva neanche sfruttato. Un inedito importante per le sale, forse l'unico film di una certa importanza che esce, per il resto insomma, siamo abbastanza malmessi.
Per settembre però ci si attende una ripartenza forte con molti nuovi titoli, grazie anche al Festival del Cinema di Venezia, sperando di tornare ai livelli di gennaio che erano al di sopra delle aspettative prima del brusco stop. Conto che con fine agosto, con i primi di settembre, conto anche che la Mostra del Cinema di Venezia possa essere una specie di volano, insomma, per dire si riparte. Ci stiamo preparando con una borraccia d'acqua, come si faceva la traversata nel deserto, per arrivare in autunno, a settembre-ottobre, dove io penso, spero e credo che finalmente poi vedremo abbastanza di nuovo con il ritorno del pubblico nelle sale. Intanto proseguono in questi giorni i lavori di adattamento delle sale tra dispositivi e sanificazioni. Occorre dare un segnale, per questo si rinuncia ai guadagni. Non conviene, non ha nessun tipo di convenienza, lo si fa per dimostrare che insomma che siamo ancora vivi. Il consiglio, specie per le famiglie, è quello di prenotare da casa tutti i posti per essere sicuri di sedersi vicini, altrimenti aggiungendo biglietti una volta alle casse si rischia di essere divisi dalla procedura anti-Covid. E che in sala si possa entrare in sicurezza lo dice anche uno dei principi fondamentali dei cinema. Al cinema si sta bene e che si può stare in sicurezza, al cinema tendenzialmente si sta in silenzio, con la bocca chiusa e ci si gode il film. Vedremo allora come sarà la ripartenza dei cinema e poi anche dei teatri, evidentemente. Una piccola pausa pubblicitaria, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, un aggiornamento che riguarda il coronavirus a livello nazionale, una notizia importante perché parliamo della indagine sull'epidemia nella Bergamasca e la mancata decisione di istituire la zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo. Come sapete il governatore Fontana e l'assessore Gallera erano già stati ascoltati in questa inchiesta, avevano indicato il governo come responsabile della mancata decisione. Ebbene, i PM di Bergamo sentiranno come persone informate sui fatti, dice Repubblica, il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Luciana Lamorgese. Secondo quanto si apprende, l'audizione, che potrebbe appunto essere anche fatta a Roma, verterà sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano Lombardo. Questa dunque la notizia che riguarda il caso Lombardo, ma che coinvolge il premier anche Conte e che verrà ascoltato come persona informata dai fatti dal PM di Bergamo. Adesso parliamo di scuola. Manca poco più di una settimana all'esame di maturità, all'esame orale, ed sarà sicuramente un esame diverso da tutti gli altri, ma non parliamo dell'esame di maturità, questa volta ne abbiamo parlato in questi giorni, nei giorni scorsi, parliamo di università, perché venerdì alle 10, venerdì prossimo alle 10, si terrà di fronte alla sede dell'ESU di Padova un presidio organizzato dal sindacato degli studenti dell'Università di Padova per rivendicare il diritto allo studio alla luce dell'emergenza sanitaria e sociale che ha coinvolto anche la vita universitaria. E allora noi siamo in collegamento con Marco Centonze del sindacato degli studenti, che ringraziamo. Buonasera. Buonasera. E chiediamo proprio a te, posso darti del tu se me lo consenti, il perché, spiegaci qual è la motivazione di questo presidio, insomma cosa accade? Durante tutta l'emergenza coronavirus gli studenti universitari sono stati a lungo del tutto trascurata dalla politica e anche per un certo periodo dall'Ateneo di Padova. Durante l'ultima seduta del Consiglio di amministrazione sono stati stanziati 13 milioni. Qualche giorno prima erano stati stanziati 1,5 miliardi all'Università Italiana con il decreto rilancio. Al momento la risposta della Regione si limita unicamente a 500.000 euro, ovvero fondi necessari a finanziare sostanzialmente 100 borse di studio su tutta la Regione del Veneto. Come sindacato studentesco pensiamo che misure di questo tipo siano del tutto insufficienti e che sia giunto il momento di risposte reali da parte della Regione rispetto ai nostri bisogni e rispetto alla possibilità di studiare. Non dimentichiamo che solo a partire dalle ultime previsioni ci si aspetta un crollo delle immatricolazioni di circa il 20%.
Noi a questo non ci stiamo e rivendichiamo la necessità di misure per il sostegno allo studio e per ampliare l'accessibilità agli studi superiori. Quindi sostanzialmente voi dite che in questi mesi c'è stata ovviamente una forte compressione dei redditi da parte un po' di tutti e quindi anche gli studenti ovviamente come tutti quanti hanno perso una fonte di guadagno e allora bisogna in qualche modo portare un sostegno agli studenti anche a livello di rette, di borse di studio, è questo il concetto? Esattamente, noi abbiamo raccolto in questi mesi segnalazioni di ogni genere, a partire da studenti che perdevano i lavori saltuari per cui si pagavano gli studi, per arrivare ai tantissimi casi di nuclei familiari che adesso si ritrovano sostanzialmente in cassa integrazione, si ritrovano a non avere una fonte di reddito. Noi rivendichiamo che la Regione avvii degli investimenti sul diritto allo studio per finanziare maggiori borse di studio, per ridurre i criteri di merito per mantenere le borse di studio, per investire sui servizi necessari poi effettivamente per accedere agli studi superiori e per portare avanti la propria carriera accademica. Per questo motivo il nostro obiettivo è l'apertura di un tavolo regionale sul diritto allo studio che ci permetta di discutere effettivamente con la Regione e con l'assessora Mazzan le proposte che riteniamo necessarie in una fase delicata come questa. Voi avete il polso della situazione anche, come dicevi prima, delle immatricolazioni, cioè assisteremo secondo voi a un crollo delle immatricolazioni? Queste sono le previsioni del Ministro dell'Università Manfredi, che qualche settimana fa dichiarava che stiamo dando incontro a un crollo delle immatricolazioni del 20%, che dovrebbe assestarsi all'incirca su 35.000 studenti in meno. Per come funziona il sistema università in Italia, 35.000 studenti in meno significa anche molti fondi in meno alle università statali. Ecco, per difendere l'università pubblica bisogna assolutamente evitare il crollo delle matricolazioni e porre tutti quegli strumenti necessari affinché il diritto allo studio sia effettivamente garantito. Ecco, un tavolo di contrattazione, avete già avuto contatti con la possibilità di creare questo tavolo o adesso questo è il primo passo, è la richiesta? Questa è la nostra richiesta. Negli scorsi mesi ci siamo immediatamente attivati per cercare un'interlocuzione con la Regione. Fino a questo momento siamo sostanzialmente stati ignorati. In tante altre regioni d'Italia esistono degli organi di discussione che coinvolgono gli studenti rispetto alle politiche che le regioni mettono in campo sul diritto allo studio. In Veneto questa cosa non esiste al momento e noi rivendichiamo appunto la possibilità di intervenire, di portare la voce e i bisogni degli studenti alla regione. Te lo chiedo da studente, tu sei uno studente universitario evidentemente, ma così parliamo un attimo della scuola. Come è stata gestita secondo te la questione scuola a livello nazionale in questi mesi? A livello nazionale evidentemente abbiamo visto un atteggiamento per certi versi un po' schizofrenico, soprattutto per quanto riguarda esami di maturità. Le critiche e i limiti della didattica a distanza li abbiamo vissuti anche in università, nonostante gli sforzi dell'Ateneo di Padova, nonostante comunque dopo poche settimane dall'inizio del semestre fossero già attivati praticamente tutti i corsi a livello telematico, esistono dei limiti intrinseci rispetto alla didattica a distanza, la cosiddetta DAD, rispetto al rapporto che si può instaurare tra studente e docente, rispetto anche poi alle modalità di verifica delle conoscenze che non possono a distanza replicare quelle che erano nella normalità. E come scelte di tempistica, secondo voi si poteva far di meglio? O era difficile da gestire? O era difficile da gestire comunque? Si poteva sicuramente far di meglio. Noi da anni rivendichiamo anni e anni di finanziamento all'istruzione, alla scuola, all'università. La crisi coronavirus ha messo in evidenza tutte queste contraddizioni che come studenti avevamo già individuato e avevamo già ampiamente denunciato. Adesso si tratta per la ripartenza, per la ricostruzione di tutto il Paese, di rimettere l'università, la conoscenza e l'istruzione al centro dell'agenda politica.
Benissimo, allora ci rivedremo venerdì alle 10 per questo presidio. Allora cercheremo di capire se poi ci sarà una risposta della Regione per aprire questo tavolo per sostenere un po' il diritto allo studio, sperando che le previsioni nazionali e anche locali poi migliorino sulla questione delle immatricolazioni, ma è un problema evidentemente serio, perché la perdita di reddito sia per i studenti e lavoratori che per le famiglie degli studenti è una questione concreta. Allora grazie a Marco Centonze, allora ci rivedremo venerdì al presidio degli studenti universitari. Grazie e buon proseguimento. Allora, mancano pochi minuti alla fine della nostra diretta e quindi all'inizio poi del telegiornale del Veneto. Diamo altri aggiornamenti sulla situazione. Vi faccio vedere, se è pronto, e torniamo invece a parlare allora del maltempo che ha colpito in queste ore il Veneto, soprattutto la Marca Trevigiana evidentemente. Vediamo la situazione della zona del Grappa, perché non solo Follina ha subito parecchi danni, pesanti disagi, ma anche la zona del Grappa. Un fiume d'acqua e fango è sceso dalle pendici del Monte Grappa nella notte, invadendo strade e case di Semonzo. Alle 21:40 è iniziata una forte precipitazione che ci ha accompagnato per più di un'ora, creando notevoli disagi soprattutto nella frazione di Semonzo. L'attivazione di due valli, la Valle del Cagliaron e la Valle del Sasso Bianco, hanno portato una ingente quantità d'acqua difficile da stimare e di materiale purtroppo lungo la viabilità sia provinciale che comunale. Purtroppo hanno allagato diverse abitazioni e in modo particolare anche il Garden Relais, che con i pompieri, con i vigili del fuoco di Montebelluna ieri sera abbiamo terminato questa mattina alle 2:30 lo svuotamento delle vasche. Operai municipi hanno ingaggiato una gara contro il tempo per liberare gli scarichi prima della nuova ondata. La preoccupazione più grande è quella di ripristinare quanto prima la funzionalità degli scarichi della rete delle acque appunto di pioggia, di prima pioggia, perché sono intasate per alcune centinaia di metri. Sulla strada Generale Giardino sono crollati diversi massi e pietre di grandi dimensioni, bloccando di fatto la provinciale che conduce al sacrario del Monte Grappa. C'è stato un movimento di caduta massi impegnativo. In questo momento, già in accordo con la provincia, ci sono delle persone pronte a liberare la strada. Questo è solo uno dei flash delle fotografie di un'altra giornata alle prese con il maltempo che vedremo fra poco nel telegiornale del Veneto. Altre due notizie per chiudere. La prima è una notizia che riguarda, lo ricorderete, lo sbandamento del 7 luglio dello scorso anno. La nave da crociera Costa Deliziosa, che nel corso di una improvvisa burrasca aveva, come si suol dire in gergo tecnico, scarrocciato davanti a riva Sette Martiri mentre stava uscendo dal bacino di San Marco. Ebbene, la Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione del fascicolo d'indagine. Il comandante della nave era stato indagato per rischio di naufragio, ma dalle consulenze della Procura sarebbe emerso che avrebbe fatto tutto il possibile per evitare conseguenze disastrose per l'imbarcazione e per la riva. Era avvenuto peraltro quell'incidente, come ricorderete, a pochi giorni dal scontro invece dall'altra nave che aveva fatto temere il peggio soltanto qualche giorno prima. Una notizia invece di cronaca ma a lieto fine, quella che riguarda invece un piccolo gattino che nel tardo pomeriggio di ieri si è trovato in un pericolo in un canale. Il piccolo gatto era rimasto bloccato su un mucchio di detriti che galleggiavano nell'emboccatura del sifone che collega il canale emissario destro con il fiume Bussè. Siamo nel veronese a Legnago e non aveva via di scampo. I pompieri, avvertiti da un passante, sono intervenuti dal vicino distaccamento di Legnago con una squadra e 3 mezzi, tra cui un gommone, hanno predisposto il salvataggio del gattino, che è stato tratto in salvo, come vediamo anche nelle immagini dei vigili del fuoco. Il felino è stato asciugato e poi coccolato ovviamente dal vigile del fuoco e anche da Alessia, la ragazza che aveva chiamato i soccorsi, e quindi fortunatamente il gattino si è salvato. Vi ricordo in ultima istanza
di continuare a mandarci i vostri video per Bimbi in TV, quindi il racconto insomma delle vostre delle giornate visto dagli occhi dei piccoli, anche oltre il coronavirus, oltre il lockdown. 351 175 5340 e quindi continuate a mandarci questi video, stanno arrivando e continuano ad arrivare. Noi ogni sera mostriamo i vostri video, i vostri racconti delle giornate dei più piccoli nelle vostre case, ma non solo. È davvero tutto, adesso vi lascio alla pubblicità, poi qualche minuto e inizia l'informazione con i nostri telegiornali a partire dal telegiornale del Veneto.